Risparmia con il sole da Porra Energia. L'impianto solare termico da 300 litri è tuo a soli €790 chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porra Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi a €1,99. Gelato barattolino San Montana 500 grammi a €2,49. Prosciutto crudo di Fonni duetti a €5. Filetti di tonno consorzio 150 grammi a €3,49. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porra Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porra Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Tortolì e partiamo con un importante progetto della CISL Ogliastra, perché ha preso il via il progetto Simba per l'inclusione sociale della popolazione immigrata. È stato presentato ieri nella sede della CISL a Tortolì. L'obiettivo è chiaro: trasformare la teoria dell'integrazione in azioni concrete che coinvolgano il mondo del lavoro. La presidente di ONAL Sardegna, Janet Voldu-Keflai, e il segretario generale della CISL, Michele Muggiano, hanno annunciato l'apertura dello sportello per gli immigrati, che sarà attivo ogni lunedì dalle 15:30 alle 18:30. Il progetto Simba si propone di costruire percorsi capaci di creare un vero impatto sul territorio, spingendo oltre la retorica e puntando su fatti e risultati, spiega il segretario Michele Muggiano. L'idea non è solo quella di offrire opportunità lavorative e formative, ma anche garantire una partecipazione attiva e dignitosa degli immigrati nella nostra società. L'incontro è stato poi utile per mettere sul tavolo le azioni già intraprese e quelle in programma, coinvolgendo istituzioni, associazioni e operatori del settore. Lo sportello si occuperà di supporto alle famiglie in ambito scolastico e in ambito lavorativo. Spazio anche per le pratiche di assistenza sul rinnovo, rilascio di permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari. Inoltre sarà promosso il microcredito per gli immigrati che volessero avviare attività economiche e avessero necessità di sostegno in caso di emergenza.
Andiamo avanti, ora ci spostiamo ad Arzana, dove il Museo dell'Arte Contadina prende forma. Questo succede grazie alla donazione di una struttura da parte di una famiglia arzanese, la famiglia Lancioni. Il comune di Arzana ha potuto partecipare a un bando del GAL, ottenendo così circa 90.000 euro per il recupero degli immobili, a cui si sono aggiunti altri 90.000 euro di cofinanziamento comunale e 30.000 euro stanziati con fondi di bilancio. Un progetto che ci riempie di orgoglio e che prende corpo anche grazie alla disponibilità e alla professionalità dell'impresa incaricata, ha commentato il sindaco di Arzana Angelo Stocchino. All'ufficio finanziario per l'intuizione e l'ufficio tecnico per la progettazione e direzione lavori. L'intervento ha riservato anche qualche sorpresa. Durante le opere è stato infatti rinvenuto un antico canale per la raccolta delle acque meteoriche proprio a fianco alla stanza che ospita il mulino per le olive. Adesso però il comune fa un appello, chiede un contributo ai cittadini per completare questo spazio della memoria, un museo permanente dedicato alla vita agropastorale. Che cosa si può fare? Cosa si può donare? Vecchi attrezzi agricoli, utensili della tradizione contadina come aratri, zappe, falci, insomma tutti quegli utensili che si usavano un tempo. Per ogni oggetto donato, fanno sapere dal comune, sarà esposta una targa con il nome della famiglia donatrice accanto all'oggetto esposto nel museo. Continuiamo il nostro notiziario, parliamo ora di uno spettacolo teatrale che si è tenuto nei giorni scorsi al Teatro San Francesco di Tortolì, dove protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze dell'associazione Ogliastra in Forma, insieme alla compagnia teatrale Sa Bardunfola e Lute, che hanno portato in scena una bellissima commedia, Sa Marmellada de Ceresia, scritta da Adriana Pani. È stato un successo con la sala piena, uno spettacolo patrocinato dal comune di Tortolì. Abbiamo il piacere di avere al telefono con noi l'assessora alle politiche sociali Irene Murru. Buongiorno Irene. Buongiorno Federica, buongiorno a tutti. Irene, allora ci racconta questo spettacolo strabiliante dei bravissimi attori di Ogliastra in Forma? Sì, con molto piacere. Allora, domenica scorsa al Teatro San Francesco abbiamo portato in scena la Sa Marmellata de Ceresia, come stavi dicendo tu, una commedia scritta e diretta da Adriana Pani, che ci ha fatto ridere, ci ha fatto emozionare e ci ha fatto anche riflettere. Ti devo dire la verità, ci sono state anche tante lacrime di commozione. È un progetto che ci ha portato tantissime diciamo soddisfazioni. Il valore di questo progetto ha un forte valore sociale, perché è stato capace di unire più associazioni del territorio e di creare comunque un gruppo affiatato pieno di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Ti posso dire la verità che è nato anche qualcosa di bello ed autentico, che ha saputo comunque coinvolgere e lasciare il segno a tutti quanti. Diciamo che tutto questo è stato grazie ad Adriana Pani, che con una grande sensibilità ha portato in scena un pezzo della sua vita e l'ha trasformato in teatro vero, dove poi i ragazzi hanno messo del loro, dando veramente un'autenticità del pezzo. Ricordiamo che... Prego. Sì. Volevo dirti che questo è stato fatto, tutto questo l'abbiamo potuto portare avanti grazie alla disponibilità di Antonio Falchi, che ha unito le forze dell'Università della Terza Età e del gruppo de Sa Bardunfola, che insieme ai ragazzi dell'Ogliastra in Forma hanno fatto un percorso di circa 8 mesi, dove poi ha visto la conclusione del progetto la settimana scorsa. Benissimo, ricordiamo che l'associazione Ogliastra in Forma è super attiva nel territorio, è un'associazione di volontariato che lavora con persone con disabilità intellettive ed è presieduta da Rita Concu. Quindi questo è un ennesimo progetto portato avanti, insomma, dall'associazione e insieme adesso, come ci ha detto anche lei, in sinergia con la compagnia teatrale e Lute. Sì, loro, allora diciamo che quando li ho conosciuti l'anno scorso
loro mi hanno esposto un loro sogno che non sono mai riusciti a portare avanti, nel senso che le loro attività sportive diciamo che portano avanti tante grandi soddisfazioni ai ragazzi, però avevano un sogno nel cassetto che era quello di poter fare una rappresentazione teatrale, per mettersi in discussione e per vedere fino a dove comunque potevano arrivare. Certo. E diciamo che abbiamo sposato subito questo progetto perché avevamo già immaginato un progetto dall'alto valore, diciamo, di socializzazione e di grandi soddisfazioni, ed è stato questo, forse è stato anche più di quello che noi realmente ci immaginavamo, perché i ragazzi sono stati fantastici, l'associazione è un'associazione molto presente che garantisce comunque veramente una serenità alle famiglie, perché ognuno di loro, io ti posso dire che frequento la loro associazione, vado proprio in sede e mi rendo conto che ognuno di loro ha la loro autonomia, ha i loro compiti e vivono tutto con molta serietà, e sono veramente dei ragazzi speciali, veramente da grandi potenzialità, e devono solo semplicemente trovare il loro spazio dove poter comunque emergere. Esatto, questa è stata solo un'ulteriore conferma di come si superino gli ostacoli, le barriere, se davvero poi si portano Di avanti. barriere vogliamo parlare, ecco. Esatto. Irene, allora noi ti ringraziamo per essere stata con noi, per averci raccontato di questo bellissimo spettacolo, di questo progetto, e ti auguriamo buon lavoro. Grazie mille a voi, buon lavoro anche a voi, buona giornata, grazie. Ecco, abbiamo avuto al telefono con noi l'assessore alle politiche sociali del comune di Tortolì, Irene Murru, che ci ha raccontato del nuovo progetto portato in scena da Ogliastra Informa insieme alla compagnia Sabardunfola e Lut. È stato un successo. Noi però ora andiamo avanti con il nostro notiziario, ci spostiamo di nuovo ad Arzana perché sono partiti i lavori di ammodernamento nell'ufficio postale in via Sardegna, realizzati secondo il progetto Polis, l'iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15.000 abitanti per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l'installazione dei nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni, e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Arzana la continuità di tutti i servizi con una postazione dedicata nell'ufficio postale di Lanusei, operativa secondo i consueti orari nell'ufficio postale quindi di via Repubblica a Lanusei. Gli interventi invece nella sede di Arzana avranno una durata stimata in 30 giorni lavorativi. Chiudiamo con un evento questo fine settimana a Baristardo, sabato 14 domenica 15 giugno, torna Primavera nel cuore della Sardegna. Baristardo è pronta per uno degli eventi più importanti, Goppai Sego Mais de Santo Giovanni, evento che rientra appunto nel circuito promosso da Aspen e da Camera di Commercio di Nuoro. Le case e i cortili del centro storico saranno abbellite per l'occasione, ricche di colori e profumi, ma per parlare di tutto il programma e di che cosa ci sarà questo weekend a Baristardo, abbiamo il piacere di avere con noi l'assessore comunale di Baristardo Andrea Murru. Eccolo in videocollegamento. Buongiorno assessore. Buongiorno, ciao Federica, buongiorno a tutti. Allora ci racconta il programma di questo fine settimana a Baristardo? Sì, ormai ci siamo Federica, diciamo che si stanno ultimando i preparativi, ma già questi giorni il centro storico ha preso vita, ci sono un sacco di colori e profumi che già ci fanno capire che anche quest'anno l'evento sarà sicuramente molto curato. Abbiamo 30 cortes che offriranno, come dire, ai visitatori esperienze, cibo e musica. Abbiamo però tanti laboratori, abbiamo delle commedie in sardo. I laboratori, ci tengo a dirlo, saranno molto interessanti. Si potrà accedere ai laboratori attraverso gli orari, saranno insomma pubblicati nel programma, ma già la mattina e il pomeriggio si può accedere ai laboratori e fare tante esperienze. Si va dalla preparazione del pane alla preparazione dei culurgioni, lavorazioni della ceramica, l'intaglio del legno, il cucito dei vestiti tradizionali.
Insomma, ci sono tantissimi laboratori per i più grandi e per i più piccini. Questo sicuramente offre al visitatore non solo l'opportunità di poter girare e assaporare le pietanze, ma anche di fare proprio delle vere e proprie esperienze. Si parte sabato dal mattino e poi con un fitto programma per l'intera giornata e anche domenica. Esatto, 2 giornate piene. Il programma è molto fitto. Oltre ai laboratori ci saranno anche dei gruppi itineranti musicali, gruppi di musica tradizionale, avremo musica dal vivo folcloristica, insomma non solo cibo ma anche tanta musica e divertimento. Ci tenevo a sottolineare che il comune di Barissardo e l'Unione dei Comuni patrocinano e contribuiscono a questo evento, anche perché comunque sia è uno degli eventi a cui Barissardo tiene di più. Un ringraziamento particolare va sicuramente a tutti i gruppi e le associazioni, ma anche gruppi spontanei di cittadini che già da giorni ormai troviamo rinchiusi nelle loro cucine rustiche per preparare quelli che poi saranno i prodotti che verranno offerti, diciamo, ai visitatori. La maggior parte di questi prodotti sono prodotti fatti a mano, quindi c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto lavoro da parte dell'associazione Iscortes de Bari, che è dell'associazione che gestisce l'evento. Un ringraziamento particolare quindi va anche al presidente e al vicepresidente Marina Alloi ed Eros Pischedda, che questi giorni stanno lavorando tantissimo per riuscire a offrire, ma non ho dubbi che così sarà, un bellissimo evento. Perfetto, per tutte le informazioni le potete trovare nella pagina ufficiale del comune, ma anche sul sito o sulle pagine social di Visit Barissardo, nel suo sito di promozione turistica. Lì troverete tutte, anche i giorni dopo l'evento, tutte le foto e le immagini, diciamo, che riassumono un po' quello che è stato l'evento, quindi per chiunque volesse visitarlo troverà lì un riassunto dell'evento. Insomma, i migliori scatti verranno pubblicati lì, quindi vi invitiamo a visitare anche il sito di Visit Barissardo. Ottimo, perfetto, chiarissimo Andrea Murro. Non ci resta che invitare i nostri radioascoltatori questo fine settimana a Barissardo per il vostro bellissimo evento. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro. Ecco, noi andiamo avanti ora, anzi concludiamo il nostro notiziario con l'evento di Barissardo. Vi auguriamo buon fine settimana, noi torniamo lunedì come sempre con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Alloi. Buon fine settimana a tutti e a tutte.